saluto a tutti gli ascoltatori della Web TV Esplora e Ama. Siamo ad una nuova puntata, un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione Municipium, realizzata con la collaborazione di Promoturismo FVG. Io sono Friuli Venezia Giulia. Una trasmissione è un ciclo di trasmissioni importante perché ci porta direttamente sul territorio, a conoscere da vicino i territori, i comuni, i luoghi più belli del Friuli Venezia Giulia. E ce li facciamo raccontare da chi li vive ogni giorno, da chi li vive in prima linea, e meglio dei primi cittadini e quindi dei sindaci non c'è nessuno. Oggi abbiamo spostato un po', abbiamo cambiato location. Come vedete noi siamo nell'hub di Giulietta e Romeo a Cittafiera e questa intervista si svolge qui perché io come ospite ho il sindaco di Rivignano, Mario Anzil. Buongiorno Mario. Buongiorno. E benvenuto e grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie dell'invito. E perché? Perché sono qua con Mario, perché noi parleremo di Rivignano, parleremo di un territorio meraviglioso, bagnato tra l'altro dal fiume Stella, con Aris, un territorio che si presta molto per gli sport in bicicletta, per le camminate, per tantissime iniziative per le famiglie, per i bambini. E, tra l'altro, fra le varie iniziative, fra i vari eventi che si svolgono, adesso che ci avviamo, tra l'altro autunno, andiamo verso l'inverno, c'è proprio un mega evento che ogni anno raccoglie, no? Tantissimo successo, di cui vi parleremo dopo, che è la festa di Ognissanti. E poi c'è un'altra cosa importante, perché Rivignano è storia, Rivignano è cultura e Rivignano è Villa Otelio Savorgnan, che ricorda, è luogo, è sito di una storia molto importante, è la storia di Giulietta e Romeo. Mi correggo, la storia di Lucina e Luigi, i due innamorati friulani dai quali ha preso poi spunto, no? Il famoso Shakespeare che ha scritto la storia di Giulietta e Romeo, quindi Lucina Savorgnan e Luigi da Porto. E vi parleremo anche di questo ed ecco perché la location della famosa panchina dell'atelier Vorella che ci racconta proprio questa storia. E io partirei con chiedere a Mario innanzitutto di parlarci un po' di questo bellissimo territorio, di Rivignano. Sì, il nostro, lo hai detto, è un territorio ricco di verde, di acqua, di boschi, di prati stabili, di boschi alluvionali con sabbie mobili, piante carnivore. Ed è ricco anche di storia, di tradizione, di castelli d'acqua, Sterpo, Flambruzzo ed Aris. Aris appunto, Villa Otelio Savorgnan, dove nel 1511 si è vissuta una delle storie d'amore più celebre di tutti i tempi, quella tra Giulietta e Romeo, o meglio tra Lucina Savorgnan, che in quella villa Savorgnan viveva, e Luigi da Porto, che per l'amore per sua cugina Lucina ha scritto la novella Giulietta e Romeo, l'ha ambientata a Verona per evitare uno scandalo, ha chiamato la sua amata Giulietta come la sorella anziché Lucina, proprio per confondere un po' i contemporanei, ma poi questa novella scritta da Luigi da Porto è arrivata in mano 50 anni dopo a Shakespeare ed è divenuta la tragedia che tutti nel mondo conoscono. Quindi la vera storia d'amore è friulana e molte parti di questa si sono vissute sulle sponde del fiume Stella, dove ancora oggi rossa si specchia in quell'ansa la villa Otelio Savorgnan. Pochi giorni fa abbiamo iniziato i lavori di restauro di questa villa. Questo è importante dirlo, perché poi sarà visitabile. Certo, no? Ora mantiene il fascino antico delle rovine e anche così la potete visitare dedicando poi qualche tempo a camminare sull'acqua. Daris lo si può fare, come altri qualche migliaio di anni fa fecero, ma lo può fare chiunque perché ci sono delle passerelle che camminano proprio sull'acqua e ci si può allontanare, camminare nel parco della villa e si vedranno le gru dell'impresa che da poco ha iniziato i lavori. Dopo oltre 30 anni di abbandono finalmente questa villa verrà recuperata e sarà il volano per lo sviluppo culturale, turistico, ma anche economico dell'intero territorio del fiume Stella. Ecco, e parlando proprio di eventi, Rivignano comunque pullula di eventi, perché voi ne fate diversi, ma ce n'è uno in particolare nell'arco dell'anno che è quello più sentito, no? Ci avviciniamo. Ma certo, sì, ci stiamo avvicinando, adesso ormai siamo all'inizio dell'autunno e
in pieno autunno, a cavallo tra ottobre e novembre, da oltre 1000 anni si svolge questa incredibile fiera dei santi e dei morti, che ha meravigliato poeti, Ugo Foscolo, ma anche Ippolito Nievo, che a lungo ha scritto nelle confessioni di un italiano di vicende che lui stesso ha vissuto, facendole in realtà raccontare dal protagonista del libro. È venuto a Rivignano, ha bevuto, si è ubriacato, ha baruffato, ha visto delle donne che ballavano il giorno dei morti, in cui in tutta Italia ci si occupava della commemorazione dei defunti, e dice Ippolito Nievo, meravigliato, che appunto in questo paese si balla così forte, le donne ballano così forte da perdere i sentimenti e le scarpe. Ah, ecco, quindi questa è una chicca che ci racconti. Quindi questa festa quanti anni ha? Che edizione sarebbe questa che arriva? Ma l'edizione è impossibile da contare, perché appunto è una fiera millenaria, sicuramente precedente alla scoperta dell'America, e lo dico perché è singolare come contemporaneamente in Messico e da noi a Rivignano il giorno dei morti si celebrasse, quando ancora questi continenti non si parlavano, una festa che ha degli eventi particolari, che vede ogni volta una nebbia diffondersi e a capitare delle cose strane. Dicono che esistono dei posti nel mondo in cui si può aprire una porta che permette di comunicare tra il mondo dei vivi e di chi non c'è più, però dicono che a Rivignano capita una cosa strana, cioè si aprono due porte, una che permette di comunicare col mondo dei defunti e l'altra che permette di comunicare con le anime delle persone che devono ancora nascere. Quando queste porte si aprono contemporaneamente, allora capitano strani fenomeni elettrici e si incendia il cielo di notte e appunto queste tradizioni si portano avanti da migliaia di anni con racconti sempre più affascinanti, che però bisogna vivere, quindi... Ecco, io vi inviterei veramente, noi tra l'altro lo promuoveremo nel prossimo magazine, parleremo di questo meraviglioso evento nel mese di ottobre, quindi anticiperemo l'uscita perché merita veramente, io ci sono stata e vi posso garantire che quando si arriva a Rivignano, nella sera, no? Che proprio c'è l'evento, si sente qualcosa di diverso, si respira un'aria diversa. Si vedono queste luci, questi colori, però l'atmosfera, cioè io devo dare ragione a Mario, io che ci sono stata e non sono ovviamente coinvolta perché Rivignano io non ci abito, quindi uno può dire magari da sindaco, lui è preso, racconta, no, io vi confermo che questo è, c'è un'aria veramente particolare, si respira qualcosa di unico, quindi è bello poter... Andateci perché veramente... Si respira il profumo dei cibi cucinati come una volta, che si cucinavano proprio perché nel pensiero che i defunti potessero tornare ad assaggiarli per una notte, quindi si respirano profumi di gastronomia, si vedono facce di persone di stampi di una volta, che non si vedevano da tempo perché non li fanno più, si sente un vento e questo vento può essere la carezza. Quella famosa carezza di cui... Quella famosa carezza di quell'amore che rimpiangi o di un amore forse nuovo. E questa è una cosa molto bella. Beh, direi Mario che siamo venuti nel posto giusto a parlare, no? Perché sei un poeta, dici perché siamo poi, no? forse è il merito allora, anche delle linee rosse fiera, dove c'è l'installazione, la panchina di Giulietta Romeo, si respira un'aria particolare, quindi anche i ragazzi, le persone possono venire a fare i selfie e questo è carino perché c'è questo ambiente un po' accogliente che ricorda un po' questo, no? Adesso ci spostiamo un po' su qualcosa di, diciamo, più a livello economico imprenditoriale. Rivignano, passato un po' questo periodo, il periodo della pandemia, si è risvegliata come un po' tutti i comuni, poi tra l'altro ci siamo risvegliati tutti in fretta, no? Perché siamo passati da questo fermo obbligato a riprendere un po' la nostra vita. Come ha risposto il tessuto commerciale, il tessuto imprenditoriale di Rivignano, che tra l'altro è pressoché turistica, però come si è risvegliato? Beh, diciamo che il tuo polso di sindaco. Il comune di Rivignano Teor, al pari di tanti altri comuni del Friuli, ha sofferto indubbiamente il periodo della pandemia e ha risposto con grande tenacia propria dei friulani
che hanno già saputo dimostrare, per esempio dopo la ricostruzione, quindi con la stessa voglia di ricostruire, si sono rimboccate le maniche e hanno cercato di guardare avanti, anche se però le difficoltà pare non siano finite, ma anzi, non appena se ne supera una, altre avversità sembrano costruire montagne ancora più difficili da scalare. L'ultima, inaspettata, le bollette, che sembra essere una cosa di secondaria importanza, invece per molte aziende non lo è, perché non annulla tutte le possibilità di utile e anzi rende insostenibili molte delle attività commerciali, ma anche i semplici cittadini che si trovano a pagare bollette triplicate evidentemente si trovano in difficoltà. E quindi in realtà da questo periodo difficile ancora non siamo usciti e quindi questa tenacia, questa voglia di ricostruire, questa voglia di essere all'altezza dei nostri padri, dei nostri nonni, ci deve continuare ad accompagnare anche nei prossimi mesi, che lo sappiamo saranno difficili, dobbiamo fare il possibile per superarli. Bene, grazie Mario che ci ha dato questo bellissimo spaccato. Anzi, un'ultima cosa vi vorrei chiedere, cosa bolle in pentola, a parte questa meravigliosa festa in occasione di Ognissanti? Poi comunque c'è il Natale, avete già qualcosina di anticipazione da darci in esclusiva per noi? Ma noi prepariamo sempre delle feste, abbiamo appena ultimato l'inaugurazione della grande Agorà del Friuli, la nuova Agorà del Friuli, con un concerto gratuito di Roberto Vecchioni, 12 ore di musica, abbiamo avuto oltre 5.000 persone quel giorno e siamo in piena organizzazione della Fiera dei Santi e poi ci occuperemo del Natale, ma perché siamo convinti che anche fare festa, anche nelle fiere, ci sia una grande opportunità, non solo di spirito comunitario, perché si sta bene assieme ed è bello passare il tempo assieme, ma anche perché le fiere possono essere un volano anche per il rilancio del turismo del Friuli. Il turismo friulano sarà competitivo quando chi ci viene si diverte e quindi noi cerchiamo di creare delle opportunità di sano divertimento. Ecco, e con questa bellissima conclusione di Mario Anzi, il primo cittadino di Rivignano, che tra l'altro ringrazio per essere stato ospite qui a Esplora e Ama, vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Municipium. Grazie Mario. Grazie a te.